La cava è a tutt'oggi sotto sequestro da parte della magistratura. Noi abbiamo ereditato una situazione e abbiamo cercato di governarla senza fare tanti schiamazzi, senza fare tanto rumore, agendo secondo quello che il magistrato ci dettava. Ricordo a tutti che un abbandono dei rifiuti che possono essere pericolosi c'è il codice penale, e anche per chi dalla parte amministrativa non mette in atto le procedure necessarie. Ecco che come sindaco, insieme alla mia giunta, seguito da un avvocato, abbiamo risposto a quanto dettato dalla magistratura con dei dettami e delle ordinanze fatte alla ditta. In questo momento quello che c'è all'interno della cava è monitorato, i codici di classificazione dei rifiuti sono tutti stati presi e sono stati posti dei teloni a copertura di quanto è stato rinvenuto, che sono dei grandi blocchi di cemento dovuti a inerti da costruzioni. Invito invece chi dice che questa amministrazione è stata inerte su questo problema a venire in municipio e a visionare i documenti. Fa specie che le accuse arrivano da consiglieri comunali che hanno più di ogni altra persona diritto all'accesso. Prima di fare certe dichiarazioni, di dire che noi siamo stati insolventi, dovrebbero documentarsi.